sicuramente un taglio del nastro che rimarrà nella storia, quello della 63esima Mostra Internazionale del Gelato di Longarone, perché questa edizione segna un cambio di passo sia per il gelato ma anche per l'ente che gestisce la struttura espositiva. Scelte volute dal presidente Michele Dalfarra, che vuole aprire le fiere di Longarone a nuovi investitori. Una governance in grado di fare quegli investimenti che oggi il mercato richiede per riuscire a stare sia su quello nazionale che quello internazionale. E proprio sulla Mostra Internazionale del Gelato il presidente ha voluto accanto a sé professionalità indubbie del settore fieristico, portando sulle Dolomiti l'esperienza di Rimini. Si può lavorare bene, è una piccola realtà che può diventare un hub importante di attrazione, come fiera, come territorio e come ispirazione a nuovi mondi anche fieristici, perché noi qua possiamo permetterci ogni tipo di esperimento. E un primo cambiamento si è visto già in questa edizione, che è stata riservata ai soli operatori del settore. Portare qua solo professionisti porta maggior ricchezza sicuramente alle aziende che espongono, maggior ricchezza ai gelatieri e di conseguenza al territorio. Una visione che già porterà Longarone dal 5 al 7 marzo a Budapest, in un accordo con il forum commerciale più importante del settore alimentare e Horeca nell'Europa centrale e orientale. Perché, altro dato emerso in questa edizione, il gelato può andare oltre al dessert. Può non essere solo una coccola, ma può essere sostitutivo al pasto, perché il gelato artigianale è questa roba qui, è una cosa assolutamente di grandissima qualità. Una tesi avvallata anche dai grandi chef come Gianfranco Vissani. La frutta, tutto quello che si fa dovremmo darlo noi, ma se non abbiamo l'agricoltura abbiamo difficoltà, il gelato diventa dozzinale. Ma fate un gelato con i fagioli di Lamon, che è meraviglioso. Grandi prospettive quindi da Longarone per il gelato, ma anche per l'ente fiere che si candida a diventare la porta d'ingresso delle Olimpiadi invernali di Cortina. Io vorrei trasformare per quel tempo, per il 2026, questo in una grande hospitality in cui ricevere tutti quelli che andranno poi con le navette a Cortina e quindi posizionare Longarone Fiere Dolomiti come attore della filiera del turismo.